secondo me un'altra conferenza capolavoro di Conte nelle situazioni in cui siamo. È stato chiarissimo. Poi i giornalisti, ma non ho capito questa cosa. Faccio il disegnino. Cominciamo. Poi io sono convinto che quando Ugolini gli dice non ho capito bene, penso che ha capito, è proprio per evitare qualsiasi tipo di interpretazione. È più chiaro di così. Daniele Buonpane, benvenuto. Il pane che non manca, non riesco a fare nessun collegamento. Benvenuto e benvenuti a tutti i nuovi iscritti, quelli che si sono affacciati sul canale. devo svegliare la voce. Lasciate un like che sveglia la voce. Benvenuti a quelli che si stanno affacciando sul canale per le notizie di mercato che si rincorrono. Abbiamo conferme che su Saint-Maximin, devo imparare a capire come pronunciarlo bene, si ama lo scambio dei documenti, anche perché Conte è chiarissimo, dice sì, ma aspettiamo, non è proprio finito, non è finito il mercato. Insomma, Conte se lo aspetta un altro, almeno un colpo, se non due. Di conseguenza spostiamoci, perché la faccia di Conte adesso è questa, siamo passati da questa faccia qua a questa faccia qua. Lo chiamavamo, con Angioletta la chiamavamo la faccetta. Quando tu non sei, vabbè, non la so nemmeno spiegare bene, ma è esemplificativa. Signori, si parte con una domanda morbida che però gli permette di affrontare l'argomento, cioè se Conte si isola da tutte queste notizie del mercato o meno. E Conte può mai essere più sincero di così? Non mi isolo, cioè non è che, perché lui ci aveva detto tocca alla società, ma non è che si tira fuori dal gioco. Lui dice io non mi isolo, io partecipo, cerco di partecipare, lui dice, cioè se mi chiedono io dico la mia e vi dico questo va bene, questo non va bene, così. Ma se loro vogliono portarmi per esempio a Muzzu, e i già fa, portatemi a Muzzu e io cerco di trarne il meglio da Muzzu. Quindi io cerco di partecipare e parte subito per risolvere il problema. Ora è evidente che quando tu dici così viene da pensare che il problema sia Kvara, cioè il non aver sostituito Kvara. La cosa va vista un pochino più nel profondo e ci arriviamo, perché lui dice non è che non bisogna togliersi il problema, bisogna risolvere il problema, ed è più profondo, altrimenti il problema torna a bussare. Quindi non può essere Kvara. Quando già te la dice così, che il problema torna a bussarti alla porta, non è Kvara, è in generale quello che è un giocatore che magari se ne vuole andare, un domani sarà un altro che se ne vuole andare. Tu devi creare i presupposti, far sì che i giocatori quando arrivano a Napoli vogliono restarci. E come si creano questi presupposti? Con una squadra vincente, quindi con un progetto che punta a vincere sempre, con le strutture, anche con stipendi, ma secondo me la questione dei soldi diventa relativa se tu offri tutto il resto ai giocatori, ma magari non insultarli, magari non sputare nel piatto dove hai mangiato quando ti fa comodo, tutta una serie di... Poi la seconda domanda, che poi sono tre domande che poi lui sviluppa, dice lei aveva detto l'importante almeno nel mercato di genere di non fare danni, poi tre punti di questo percorso evolutivo, e poi se con la Roma può fare un altro step. 50.000 domande. Conte non si tira indietro, dice è inutile che ci giriamo intorno, abbiamo perso giocatori importanti. A 35 e non spingi fino a 40 sono delle difficoltà vere. Vediamo, poi magari ti rilasso dal cilindro il coniglio, meglio che l'asso, però siamo un popolo di poeti, santi, navigatori e puntini ritardatari. Per me vale questo, cioè non c'è... Non è stato sostituito, non dobbiamo mandare fumo negli occhi alla gente, e purtroppo questo fumo negli occhi, voi tirate le somme di quelli che hanno detto no ma si fa con Spinazzola, no ma già sostituito con Neres, quello è il fumo negli occhi. È stato venduto per 70-75 milioni, vuol dire che non è un giocatore qualsiasi, vuol dire che non è che lo sostituisci con Spinazzola, Kvara. Le altre uscite sono state rimpiazzate, no? Per esempio togli Caprile, entra Scuffet, togli Foloruscio, entra Billing, questo è chiaro. E poi dice Conte è bravo perché riesce a partecipare anche alle altre domande di quest'unica domandona.
Dice gli altri sono cresciuti molto nel frattempo, quindi io sono molto contento del percorso che stanno facendo gli altri, siamo pochi a livello numerico, il disegnino che vi ho fatto ieri, e poi io devo guardare quello che ho, non quello che non ho, perché poi su quello che non ho non posso intervenire. Dopodiché la Roma è cambiata, come è cambiata la Roma, e qua Conte si diverte a fare l'elenco dei giocatori che, se tu lo metti sulla carta, sono giocatori molto temibili, perché Dybala può risolvere la partita da un momento all'altro, Paredes è un centrocampista che ha dei colpi, Hummels, poi ogni tanto dice Angelino lui lo chiama, Gilmour, e poi dice pure una squadra completa nei suoi 11 titolari e anche nelle riserve, piccola autofrecciatina. E poi insomma in casa loro questo ruolino di marcia che vi avevo detto anche ieri, cioè 7 vittorie consecutive, Conte ci aggiunge i 23 gol fatti e 3 subiti. L'anno scorso anche loro sono arrivati avanti a noi, non ce lo dimentichiamo, ce lo ricordiamo, Conte, non ti preoccupare. Poi interviene Ugolini e dice ma io non ho capito, risolvere il problema, togliersi il problema. E Conte ribadisce che è un concetto generale, in generale, quindi non è che si riferisce solo a Kvara, perché tu non risolvi se ti togli, c'hai una rottura di scatole e te la togli, cioè il cedere magari un giocatore che se ne vuole andare, te la sei tolta la rottura di scatole, devi risolverlo, se no ti torna. Signori, è facilissimo da immaginare. Abbiamo le questioni di altri contratti che sono appesi, per esempio Meret, per esempio Anghissà, stiamo dicendo. Non facciamo in modo che anche questi non si sentono poi gratificati. Al momento sono belli mentalizzati come sono così, dopodiché una volta che hanno fatto il loro dovere si guardano intorno e dicono ma sai che c'è di nuovo? Non mi sono sentito molto gratificato da questa situazione così, avrebbero potuto interpellarmi invece di mandarmi una PEC e vado a vedere se posso divertirmi da qualche altra parte. Questo è il risolvere il problema invece che togliersi un problema. Non è detto che il Napoli si deve mantenere i giocatori a vita, ci sono stati anche dei rinnovi che avresti potuto o dovuto evitare di fare, però in generale quelli che sono i giocatori che il tuo allenatore ritiene indispensabili, vediamo di non perderli da sotto. Poi sempre sulla Roma, noi siamo il Napoli, è una delle squadre che fa meno contropiedi in generale, 8, loro ne fanno 18, come se cambia il modo di affrontarlo rispetto a questa cosa qua. E Conte ci introduce un concetto che io spesso vi ho detto, cioè l'essere pessimisti. Io questo l'ho preso anche da Paolo Del Genio, questa non è farina tutta del mio sacco. Paolo Del Genio lo dice spesso, cioè l'attaccante deve essere ottimista, cioè pensare che il difensore magari possa bucare l'intervento e quindi con ottimismo andare sempre, mentre il difensore deve essere pessimista. Non devi pensare che il tuo compagno magari interviene, pensa che il tuo compagno buca l'intervento e da pessimista già sei pronto a mettere una pezza. E Conte lo sposa e dice dobbiamo essere un po' pessimisti, nel senso che mentre stai attaccando puoi pensare di perdere il pallone, devi essere pronto con le famose preventive, i posizionamenti giusti per evitare poi il contropiede in faccia. E poi la Roma ha qualità e ti fa di nuovo l'elenco, è forte Saelemaekers, è forte quell'altro, inutile andare avanti. A rimpianto per il mercato, vista la rosa, perché lei ci ha detto che la rosa rispetto a tante altre squadre è inferiore, non si poteva aggiustare questa squadra con il mercato, e qua Conte ci dice aspettiamo la fine del mercato, perché la speranza per noi è una speranza, ma credo che Conte lo sappia che insomma almeno deve essere Saint-Maximin, perché non credo ci sia altro tempo. Cioè oramai ci siamo tuffati in questa situazione dove più che risolvere con il mercato arabo che chiude, che loro possono risolvere, quelli che doveva interpellare era il Fenerbahce, che tiene il prestito di questo giocatore e deve accettare poi di vincolarsi e di mollare questo prestito che loro avevano, perché se lo deve prendere il Napoli. La Lilal si va a prendere Galeno, il famoso Galeno che serviva pure a noi, e quindi il Napoli si butta su Saint-Maximin, che si parla di un 4-5 milioni di prestito e non si parla nemmeno di opzione di ricompro, così un prestito secco, secchissimo, e insomma tra i 4-5 milioni del prestito più quello che gli devi pagare credo di ingaggio, insomma per 6 mesi, per i mesi che restano, non è un giocatore preso lì, regalato lì, è un giocatore che poi la faremo però deve arrivare, fatelo arrivare, perché mi sono scocciato di fare analisi di giocatori che non vengono. Questo qua secondo me deve essere questa l'affondo decisivo, perché sennò si parla di Boga di nuovo e non mi sembra il caso. E poi vediamo Comuzzo. Però Conte dice io sono preparato in ogni caso, questo è importante che lui dice, nel senso se arrivano
molto bene, se non arrivano io so quello che devo fare, dico la mia se mi viene chiesto. Vedete come io sono arrivato qua, mi sono messo a disposizione per dare una mano, ce lo ripeto ogni volta. Se mi viene chiesto, io dico la mia. Però so che il mercato del Napoli ha i famosi paletti, i famosi parametri economici, lo stipendio e anche il convincere i giocatori che non tutti vogliono venire. Rispetto alle big so che abbiamo queste difficoltà e quindi devo fare con quello che ho. I giorni di riposo sono stati un premio, che domanda importante, eh? Ci interessa moltissimo sapere se i giorni di riposo sono stati un premio. E Conte dice sì, se lo sono guadagnati i 3 giorni, a me nessuno mi ha regalato niente, loro se lo sono guadagnati. Dopodiché il gruppo può crescere ancora. Qua Conte cerca di accarezzare, insomma, di coccolarsi anche quelli che sono stati i panchinari, insomma, le seconde linee che hanno giocato di meno. Ecco qua, se poi il mercato non si fa, lui si vuole coccolare un pochino quelli che magari volevano andare ma hanno deciso in ultima istanza di rimanere, di giocarsi questa carta. E credo che si riferisca soprattutto a un Raspadori che viene utilizzato pochissimo, che è stato messo come tappabuchi, ti utilizzo magari a centrocampo quando poteva avere qualche offerta Raspadori, e quindi cerca di coccolarsi questi qua. L'ultima domanda, nelle immagini di Simeone che si butta con la faccia a terra, di Politano che fa quell'intervento difensivo, quanto è importante, e Conte ha la possibilità di dare un cioccolatino non solo a Simeone e a Politano ma anche a Ngonghe. Poi cita Gilmour, cita Raspadori e cita anche Rafa Marin, perché signori miei, come quando per Kvara Conte disse io se poi la situazione non si fa e la cessione non avviene, io non posso aver perso un giocatore. Io credo che Conte stia facendo questo ragionamento: se poi il comuzzo non arriva e ti resta Rafa Marin, io devo citare anche Rafa Marin, in modo tale che non è che è proprio l'ultimissima ruota del carro. Quindi cerca di dare un cioccolatino anche a Rafa Marin, che è a tutti gli effetti bocciato da Conte. Questo è un altro paio di maniche che dobbiamo tenere presente. Non lo utilizza mai e preferirebbe, credo, mettere Contini in difesa piuttosto che utilizzare Rafa Marin, ma ovviamente non può dirlo e non può farlo, e quindi lo cita nel computo di quelle che sono le seconde linee che stanno lavorando e che stanno dando una mano e che pensano tutti col noi e non con l'io. Pensare con noi, discorsi che faceva anche Spalletti. Voi sapete già com'è finita, no? Come andrà a finire, perché ieri la simulazione è stata chiarissima. Abbiamo la live già pronta con la chat permanente dove molti della community stanno chattando, esce la notizia, arriva San Maximen e se ne parla. È bellissima questa cosa e c'è poco da dire, signori. Nessuno ha chiesto di buongiorno, nessuno ha chiesto quanto tempo ha bisogno di recuperare Olivera, Ngong, Raspadori, Asa, nessuno ha chiesto, ma Asa lo vedi mezzala, lo vedi che può sostituire, non lo possiamo sapere, ma Filip ti convince di più, non lo possiamo sapere. Questi siamo e questi saremo, chissà, non fatevi venire niente, quindi stringesse i denti ancora qua Jesus, e questi siamo e questi saremo. Che gol che ha fatto Lukaku mamma mia. Sì, muoviti con sto video, Massimo, un attimo, il tempo che faccio l'editing, siamo pronti. Vedete, qua hanno cominciato, have started exchanging all documents for pure, vabbè, no, fatemi essere corretto, gentile. Allan San Maximen Dio, vedi 3-4 milioni, no buy option, quindi non c'è inclusa nessuna clausola di recompra, nessun diritto, obbligo di riscatto. Stanno aspettando per la luce verde, come si dice, la green light, il via libera, ecco, il via libera legale dalla parte saudita e dal Fenerbahce, perché Fenerbahce deve rompere il contratto, il prestito. Poi lui continua a utilizzare questo logo che a me non dispiace, ma non è il logo del Napoli. Il logo del Napoli non è più questo, e quindi io ho dato here we go, io l'ho dato pure in bassa qualità proprio perché l'ho fatto a volo.
Here you go significa ecco a te, tieni, quindi here we go, andiamo, eccoci qua, quindi tieni, puoi utilizzare il vero logo del Napoli, che può essere questo, può essere quello bianco con i contorni blu, e insomma. Perché a me questo Saint-Maximin piace tanto e molti dicono che non sono convinti, speriamo bene, a qualcuno piace, a qualcuno no. Io ho un'idea molto precisa su Saint-Maximin, è chiaro che rispetto al giocatore che giocava in Premier, rispetto al giocatore che anche sui videogiochi era imprendibile qualche anno fa, fisicamente importante, però magari sotto porta non sempre freddissimo, è un giocatore che è uno specialista del dribbling, insomma dell'accelerazione, dello strappo, e questo piace, questo mi piace così. Poi nello specifico lui, quando vedo degli highlights, sembra un Leao che però vuole diventare Adama Traoré, capiamoci, perché poi fisicamente è imponente, è importante, non è Adama Traoré, siamo lì, e secondo me questa crescita poi fisica lo ha reso anche un pochino storto, tra virgolette, quando si muove così, però resta comunque efficace, anche se non è bello fluido nella sua cavalcata, quando cambia direzione così, comunque resta efficace, e quindi se fa la metà delle cose che doveva fare nella sua carriera va benissimo, va più che bene, non stiamo parlando di Amuzzu, potenziale meglio anche di Noah Lang e meglio anche di altri, messo a paragone con Garnacho ovviamente. Uno vale 70 milioni e questo qua te lo danno in prestito a 5-6 milioni o a 4 milioni, e là lo metti sulla bilancia e ti spieghi il perché, insomma. Però va benissimo, lo sfogo di ieri ovviamente è servito, perché è sempre così che deve sbloccare delle cose. Aspettiamo sempre Comuzzo, perché non è finita quella situazione là. Sarebbe veramente grave, a questo punto ve lo dico, poi rimanere con Rafa Marin quando tu avevi aperto alla cessione, non sei riuscito a trovare una soluzione che non fosse quella di Danilo, cioè nel momento in cui ti salta Danilo non sei riuscito a trovare un'altra soluzione che ti soddisfi più di Rafa Marin. La vedo, lo vedrei come una mancanza importante, però come Conte facciamo di necessità virtù, stringiamo i denti e speriamo in bene. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, sempre però in maniera casta ovviamente, siamo tutti amici, e ci vediamo domani, lasciate like.